Il comandante della tenenza della Guardia di Finanza di Licata, il luogotenente Cariche Speciali Giuseppe Di Franco, compie oggi 60 anni e raggiunto il limite di età, lascia il servizio attivo. Nato a Palma di Montechiaro, il luogotenente Di Franco ha intrapreso la propria carriera nel corpo nel 1987, arruolandosi presso il battaglione allievi finanzieri di Portoferraio, per poi frequentare il 66° corso Drava 2 della scuola ispettori e sovrintendenti. Nel corso della lunga militanza nelle Fiamme Gialle ha prestato servizio in reparti operativi in Calabria e Sicilia, contribuendo all'esecuzione di diverse attività investigative presso le compagnie di Lamezia Terme, Gela e poi Agrigento. Dopo un'intensa esperienza nell'ambito del nucleo di polizia economico-finanziaria di Agrigento, il Di Franco è giunto alla tenenza di Licata, assumendo nel comando nel 2023. A lui il comandante provinciale di Agrigento, Gabriele Baron, e i colleghi dei reparti insistenti nella provincia formulano l'augurio di un buon compleanno e di ogni soddisfazione per il futuro, esprimendo sincera gratitudine e riconoscenza per l'impegno e la dedizione dimostrati nel corso dell'intero periodo di servizio nel corpo della Guardia di Finanza. Al suo congedo il Di Franco passerà le consegne al luogotenente Cariche Speciali Natale Lombardo, di 56 anni, nativo di Palma di Montechiaro, che prende in carico il comando della tenenza dopo oltre 20 anni trascorsi nei ranghi del nucleo di polizia economico-finanziaria del capoluogo agrigentino.